A dormire beato nel lettino accanto a mamma Cisse c'è il piccolo Alessandro, nato ieri in casa con l'aiuto del personale del SUEM. Nella stanza a fianco mamma Laura coccola la sua Caterina, ultima di 4 figli. Sono ben 17 i bimbi nati in 24 ore, un vero e proprio boom di party, quello che si è verificato tra la mezzanotte di martedì e quella di mercoledì al Cafoncello di Treviso. 8 bimbe e 9 maschietti, tutti in buona salute. 4 sono venuti alla luce con parto cesareo, tutti gli altri con parto naturale. Una giornata decisamente impegnativa per l'ostetricia di Treviso, con una concentrazione di nascite in poche ore, 3 in contemporanea, tanto che in supporto è arrivato personale in servizio nelle degenze e nella terapia intensiva neonatale. Una giornata eccezionale che in un contesto generale di denatalità vede invece un incremento delle nascite al Cafoncello. Lo scorso anno, ricorda il primario Francesco Pirrone, avevamo avuto un aumento di un centinaio di nascite rispetto al 2024 e quest'anno si conferma il trend positivo con una trentina di parti in più da gennaio ad oggi. Un dato ottimo, prosegue il primario, sicuramente legato all'attrattività del reparto anche da fuori provincia e fuori regione e che con il trasferimento nella cittadella offre un notevole comfort alberghiero.